Vittorio Veneto chiama Treviso. I musei d'arte delle due città sono da oggi formalmente in rete grazie al protocollo d'intesa sottoscritto in mattinata al Museo Bailo dai rispettivi assessori alla cultura, con un primo effetto pratico. Per ora l'idea di poter acquisire un biglietto ridotto entrando in un museo di Treviso per poter visitare i musei di Vittorio e viceversa. Ticket scontato quindi per chi visiterà entrambe le città. Nelle capitali europee, ha ricordato l'assessore trevigiano Franchin, risulta normale prendere una metropolitana per visitare un museo a 30 km di distanza. Mettersi in rete vuol dire anche promuovere un cambio di mentalità. Un aspetto sicuramente che ci sia una diffusione maggiore di quelli che sono appunto i nostri gioielli, di quello che è il nostro patrimonio artistico, che ci sia una frequentazione maggiore e che ci sia anche la possibilità di condividere dei percorsi culturali che portino dei vantaggi a entrambe le città. Un percorso che potrebbe essere solo all'inizio. Sia l'assessore Uliana che io ci ripromettiamo di allargare questa rete a altre città e sono in corso questi contatti e fra poco, spero, firmeremo una convenzione a 3.